Rendere accessibili i dati della pubblica amministrazione può comportare notevoli vantaggi per il sistema sociale ed economico interessato al loro riutilizzo, anche in attività diverse per quelle per cui erano stati formati. L'apertura dei dati pubblici, del resto, non solo consente notevoli risparmi di tempo e la semplificazione di numerosi processi burocratici, ma determina anche conseguenze significative dal punto di vista economico, commerciale ed imprenditoriale. Sfruttare al meglio le potenzialità di questi dati cartografici, immobiliari, occupazionali e sociali può così permettere migliori applicazioni e servizi. Del resto, le recenti stime effettuate dalla stessa Unione Europea sottolineano un valore complessivo degli open data sull'economia di circa 140 miliardi di euro l'anno. Ed è per questo che gli ingegneri hanno individuato in tale dinamica una delle possibili chiavi di rilancio del processo di modernizzazione del sistema delle amministrazioni pubbliche e di costruzione di una classe dirigente impegnata nella crescita del Paese. Un settore pertanto dove determinanti potranno risultare la capacità e l'esperienza anche degli ingegneri italiani.